Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo ancora con una notizia di botti illegali. In questo caso vendeva senza alcun tipo di autorizzazione in via Citelli a Catania. Controlli dei carabinieri hanno così portato al sequestro di fuochi pirotecnici non regolari. Gli articoli saranno distrutti. In questi giorni prossimi al Capodanno si intensificano i sequestri di merce pericolosa e si fa appello al buonsenso dei cittadini di non comprare merce venduta senza le regolari certificazioni. Rapinato in spiaggia, ma la sua pronta reazione fa arrestare il ladro. Succede a Catania, in viale Kennedy. I carabinieri sono intervenuti bloccando un 55enne catanese che stava cercando di fuggire. Obiettivo del malvivente il portafogli. Pur di sottrarlo aveva colpito la vittima. Condanna definitiva a 4 anni di reclusione per un 75enne di Licata, ritenuto responsabile di rapporti sessuali con una ragazzina con disabilità psichica e all'epoca dei fatti minorenne. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato dalla difesa dell'imputato. Sono 2 gli episodi e in entrambi i casi è stato fondamentale il racconto delle vittime. Un 57enne di Canicattì in provincia di Agrigento è stato denunciato dai poliziotti del locale commissariato per maltrattamenti e uccisione di animali. Gli agenti di polizia sono intervenuti in contrada a Pizzogrosso, a Campobello di Licata, dove un passante aveva segnalato la presenza nel casolare fatiscente dove all'interno c'erano cani malnutriti e abbandonati. Con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.